Oggetto di amusione sono i nominati alle vie e al patrimonio costrutto dell'isola. Visto il codice generale di collettività territoriale e i suoi sfarenti articoli, visto il partenariato tra la collettività territoriale di Corsica e l'Istituto Nazionale di Informazione Geografica e Forestiere, l'IGN, da arricchisce ad un'unimia in lingua corsa e di carte dell'isola, zifrate il 17 ottobre 2017, considerando che un nome di una via, di un edificio o di un luogo pubblico appartengono alle competenze di un consiglio municipale, di sicuro quando si tratta di una comuna, considerando che un nome dato a una via, un edificio o un luogo pubblico deve essere in linea con l'interesse di un pubblico locale, considerando che la toponimia rappresenta un arnese di identificazione geografica, ma di non una sorgente di memoria collettiva, considerando che la toponimia è un arnese tremendo in l'assesto di un territorio e nella sua politica di gestione, considerando che i nomi di luoghi sono spesso significativi dell'organizzazione odinca, di una lettura o di un punto preciso di un luogo, di un risultato, di un rugione, di una copertura vegetale, di una presenza d'acqua o di costruzione, di un personaggio, di un'orientazione geografica o anche di una presenza di un pericolo, considerando che i nomi di luoghi d'origine o tradizionale sono un'eredità culturale e linguistica e rappresentano un elemento di primore della nostra identità collettiva, considerando che la maggior parte dei nomi di luoghi tradizionali sono stati sguassati da nomi in linea con la lingua toscana o francese, considerando che artesana o imperte di nomi tradizionali sono in rompitura con la tradizione secolare, quando in questa terra sforzi sono fatti per mantenere le oraiche, fando che ci allontaniamo torna appena di più, considerando che la toponimia permette di mettere in valore la storia e il patrimonio culturale e naturale dell'isola, di una comune o di un territorio, considerando che esiste tante personalità che hanno contribuito alla storia della cultura della nostra isola e che il fatto di o cambiare nomi permetteria di valorizzarli e renderli onori. Considerando che certe vie, edifici o luoghi pubblici portano un nome a chi giambera e che non ha nessuna lea con l'uomo e ogni questa terra, considerando che il fatto di dare nomi a questi luoghi in lea con il territorio e la sua storia permette ai paesani di sviluppare un sentimo di appartenenza più maggiore, considerando che riviene a certi nomi d'origine contribuisce ad affiato alla lingua corsa, considerando che in certe comuni dell'isola esistono bastimenti, vie e luoghi pubblici che sono senza nomi. L'Assemblea di Corsica dà impegno al Presidente del Consiglio esecutivo di insistere verso le differenti collettività perché le diano o cambino nomi di vie, edifici o luoghi pubblici, con nome di ogni e d'uomini che hanno contribuito di una maniera o l'altra allo sviluppo o alla storia dell'isola, con nomi presenti in anziani cadastri, carte di marina o venendo da tradizione orale, con nomi in lea con il patrimonio naturale dell'isola, da impegno al Presidente del Consiglio esecutivo perché lo domandi alle federazioni di Guattimento, alle Camere di Commercio di Ugismonte e di Beaumonte, di insistere via i suoi aderenti perché li impieghino alla bene nomi in lea con il patrimonio naturale e culturale di Corsica. Vi ringrazio.